Abbiamo rappresentato l'insussistenza dell'associazione per delinquere perché Consoli, che da un lato viene additato come one man bank, adesso è diventato capo e organizzatore addirittura di un'associazione per delinquere, quindi nello stesso periodo abbiamo l'uomo solo al comando e il promotore e capo di un'associazione. Delle due l'una per la difesa: o Consoli è un uomo solo al comando, come più volte descritto, o il capo di un'organizzazione criminale. Non ci sono vie di mezzo quindi per i legali dell'ex AD di Veneto Banca nel corso della maxi udienza preliminare che va avanti ormai da settimane in tribunale a Treviso, dove l'ex dominus dell'istituto montebellunese si trova alla sbarra con l'accusa di truffa e associazione a delinquere finalizzata alla truffa per il crack del 2017. Sullo sfondo la sentenza di primo grado a 4 anni emessa nel febbraio scorso nei confronti di Consoli per ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto, pronuncia che per i difensori riguarda gli stessi fatti contestati in questo secondo filone processuale, quindi una violazione del principio del ne bis in idem, tema ricorrente anche nei procedimenti paralleli per il crollo della Popolare di Vicenza. Ma non solo, torna un argomento più volte aspramente contestato dalle migliaia di parti civili, quello che anche Consoli di fatto sia stato un truffato. Consoli era socio di Veneto Banca e con la sua famiglia avevano circa 7 milioni di euro di azione. Il pubblico ministero ha ritenuto che per Trinca, per altri dirigenti, per i dipendenti, il fatto di avere delle azioni significasse insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, e quindi abbiamo semplicemente chiesto che il parametro di giudizio che ha guidato il pubblico ministero nel chiedere e nell'ottenere l'archiviazione per quelle posizioni valesse anche per Consoli, che ha acquistato non solo in sede di aumento di capitale ma ancora nel 2015 e ancora nel 2016. Da qui la richiesta di proscioglimento di Consoli, che riguarda anche gli accusati minori nel processo bis e ribadita anche oggi dai rispettivi legali, per cui i loro assistiti erano di fatto pesci troppo piccoli anche solo per poter incidere. I vertici assoluti dell'azienda sono rimasti fuori da questo processo, mentre invece è stato chiesto nel mio giudizio di soggetti che non erano neppure dirigenti, non erano quadri, erano di fatto meri impiegati, quindi questa è una contraddizione dalla quale effettivamente non si riesce a dare una giustificazione, dalla quale difficilmente si riuscirà ad uscire. Io ho portato i verbali dei consigli di amministrazione e li ho letti in udienza, dove tutti avevano la piena consapevolezza di ciò che andavano a decidere, cioè un prezzo delle azioni che era determinato da motivi politici e comunque tutti consci di un ottimismo nel formulare i piani. Si torna in aula il 1° luglio per la replica del PM, il 15 dello stesso mese per le controrepliche della difesa e l'eventuale pronuncia di rinvio a giudizio.